Partiamo bene oggi con la storia di un uomo che ha dato voce ad una città straordinaria come è Napoli. Grazie a lui, grazie alla sua voce, le più belle canzoni napoletane hanno fatto il giro del mondo. E lui ha fatto il record di vendite superando, e secondo me è andato anche oltre, le 80 milioni di copie. È il tenore Bruno Venturini. Bentornato! Grazie. Belli. Grande, grande. Allora, maestro, bentornato. Grazie. Prima di tutto, anche se è poco poetico, Sì. facciamo le cifre della sua carriera. Quanti anni di carriera e quanti milioni di copie vendute? Io ho detto 80, ma magari sono rimasto indietro. Insomma, sono più di 100 milioni, quelle che hanno dichiarate. Comunque, insomma, che non si sa mai. Mio figlio Salvatore ogni tanto si diverte. Attraverso internet hanno fatto un'indagine a livello mondiale. Non c'è famiglia al mondo che non ha un disco di Venturini in tutto il pianeta. 100 milioni di copie, Ma pazzesco. anche di più. Insomma. E la carriera quanti sono? Sono 30 anni? Sono 30 anni, io festeggio 30 anni perché i primi anni li ho bonificati perché sono perdite di tempo, uno deve cercare la sua personalità, insomma, sono più di 30 anni. Però da quando la carriera ha preso il volo, diciamo. Certo, no? da quando ho capito chi era Bruno Venturini. Lei è stato definito l'ambasciatore della canzone napoletana nel mondo e cantando ha viaggiato dall'America alla Russia, alla Cina, insomma ha viaggiato per tutto il mondo. Che ricordi ha in particolare di questi paesi? Che accoglienza ha ricevuto lì? Ma io ricordo perfettamente nel 1984 quando Deng Xiaoping mi invitò come primo artista del mondo occidentale nel dopo Mao ad aprire all'arte occidentale. Io fui il primo artista del mondo, Karajan il primo direttore d'orchestra e io andai a fare questa tournée dando un Guinness a Napoli e all'Italia importantissimo e capii allora che questa nazione sarebbe venuta alla grande perché mi accorsi subito, dopo aver cantato per Reagan, che arrivava pochi giorni dopo e mi pregarono di fare un concerto, l'anno dopo vidi già le insegne della Coca-Cola. Maxim aprì un ristorante e dico questa è una terra che avrà uno sviluppo enorme. Lei ci è tornato recentemente? Ma io sono stato per 3-4 volte di seguito. Recentemente no, perché scoppiò la SARS e per la verità io ebbi paura. Perché ho 3 figli, insomma, e una moglie. E poi voglio bene a Bruno Venturini, insomma. Bello, 3 figli e una moglie, bellissimo. Senta maestro, che cos'è che rende la canzone napoletana così internazionale? Ma secondo me l'ha resa mondiale Caruso. Se non fosse nato Caruso, la canzone napoletana restava nel regno delle 2 Sicilie e neanche perché poi i Beddamatri cantavano Ciuri Ciuri, insomma, o Calabrasella. Quindi dobbiamo tutto a Caruso che l'ha resa mondiale, l'ha portato, ahimè, lui è morto giovanissimo e io l'ho riportato dove lui non ha cantato, i paesi asiatici, Oceania, insomma, e ho portato Caruso facendolo conoscere. Ha ripreso quel testimone e ha proseguito quell'opera di ma lui è divulgazione. Lui è il mio spirito guida, quindi io voglio bene Caruso come un figlio, lo stimo, lo difendo e lo porto avanti. Stiamo vedendo, abbiamo già visto immagini tratte da Napoli prima e dopo la canzone napoletana in concerto 2006, eccole qua. Il concerto si teneva a Sant'Antonio Abate vicino Napoli, no? Sì. In tutti questi viaggi lei ha cantato anche per alcuni grandi della terra. Ha cantato per i Clinton, per Kennedy, certo, per i reali d'Inghilterra, per il presidente, l'ha già detto, della Cina Popolare Deng Xiaoping, per Gorbaciov, certo, per il presidente della Repubblica Italiana Scalfaro, certo, e ha cantato anche per il Santo Padre Giovanni Paolo II. Certo, certo. E proprio quando andai come primo artista fu ricevuto dal Santo Padre Giovanni Paolo II che mi disse: figlio, io ti benedico, che la tua voce porta benessere, serenità a chi soffre, e guarda un po' con la Chiesa Cattolica a Pechino. E io andai a Pechino alla Chiesa Cattolica, feci le fotografie e dissi: santità, sull'altare maggiore c'è Gesù, la Madonna, ma ci sono anche i pensieri di Mao, quindi è una chiesa di Stato. Quando tornai, poi dissi: quando vieni a Salerno, lui disse: figliolo, verrò a Salerno l'anno prossimo, e nel 1985 lui venne a Salerno. E insomma, sono stato anche un po' ambasciatore ecclesiastico. Senta, forse sono rimasto indietro, ci sono altri nomi di questo livello da aggiungere o abbiamo detto? Ma io ho cantato per tutti i grandi della terra. Ma tra tutti questi c'è stato un incontro in particolare che lei ricorda, ricordandolo la emozione in particolare? Sì, mi sono emozionato quando è venuto in Italia Rais con Gorbaciov. Loro si innamorarono, io regalai a lui stava alla grotta di Brezhnev, era giovane, nel 68, gli regalai un disco, Decide in cielo vuoi, e si innamorarono con questa canzone con Rais. Tant'è vero che io la cantai, loro vennero al Festival di Giffoni Film Festival,
la cantai e lei disse se me la ricanti perché non so se la posso riascoltare. E quindi io dissi ma che dice Raissi, la posso cantare 2000 volte. Non avevo capito la gravità della cosa e gliela dedicai due o tre volte questa canzone. E questa è una cosa emozionante. Sì, sì, davvero. Maestro, adesso, virgola, adesso musica del 1974, una fantasia di canzoni napoletane interpretate proprio dal maestro Bruno Venturini. Vediamo. Sì. La luna guarda e dice si fosse ancora vera chi stia papa nella vada gente semplice e felice chi stia in Napoli sincera la pulissa se ne va. Quando mamma da fatto, quando mamma da fatto, vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta. Pambastasti carne bella, pambastasti carne bella, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. 100 rose incappucciate, linda morto la miscata, latte e rose, rose e latte di facetta in coppo fatto. Non c'è bisogno di zingare bambini. Sentite, come avete fatto a scovare questi documenti? Questi siamo i tempi di Adesso Musica, 7 voci, con Baudo che debuttava pure lui in televisione. Quindi questa è storia, veramente. Qua mi scrivono 74, sono stati bravissimi i nostri... insomma... Dopo ringrazieremo certo. anche con un mezzo inchino. Ecco con Pippo, Pippo, Pippo. il mio caro amico fraterno. Scusate, ma io devo cambiare il copione, devo mettere 34 anni a questa carriera, perché è qui, 74 già sì, però, in pieno spolvero. Fabrizio, senti, io ecco qui andavo cercando chi fosse Venturini. Certo. Cioè io inizio con Domenica Inn. Allora ho datato Domenica Inn, il grande ritorno dagli Stati Uniti, prima puntata proprio 74-75, praticamente io ho incominciato lì la mia... poi ti ho incontrato a tante trasmissioni, tandem, cose, certo, anche tu ragazzino, quindi io ho voluto bonificare questi anni dicendo io faccio 30 anni di carriera, cioè ho scelto il meglio. E quindi da lì in poi siamo partiti. Perché come vedi qua, io cantavo con una chitarra, con questo cavallone, insomma, non ero io, era un ragazzo che cercava questo filone. Che stava cercando la sua strada. Ecco. Abbiamo visto una Napoli in bianco e nero, città meravigliosa, certo. Non c'è dubbio, anche piena di contraddizioni, ieri come oggi, tanta cultura, bellezza, allegria sotto un cumulo, diciamo, di problemi. Che rapporto ha con questa città? Ecco, io volevo dire, anche perché i miei 30 anni li ho bloccati, sai perché? Perché mi stanno festeggiando in tutto il mondo e aspetto la festa a Napoli, all'assessore ai grandi eventi Valente, a Salerno col sindaco De Luca e con Villano alla provincia, perciò mi sono bloccato qua. Una semina, ha fatto una bella semina, no, giusto. Ma insomma io ho portato di questa città l'immagine più bella nel mondo. Diceva un grande critico, Max Vari, quando Venturini canta dalla terra del fuoco ai ghiacci del nord, Napoli si trasfigura, riprende il suo splendore antico, bellissimo, città della cultura. E quindi io sono onorato di questa cosa. In che modo Napoli entra nelle canzoni napoletane, maestro? Ma Napoli è l'essenza. Ecco per esempio Bovio cantano le bellezze di Napoli. Bovio per esempio, Pusillo che si stenne, quasi stracquato in coppa un mare d'oro, con Manunin che si può a dormire. Posillipo, se tu vedi, sembra un bambino che sta dormendo, questa insenatura bellissima. Quindi i poeti hanno cantato Napoli e hanno reso questa città immortale nel mondo. Maestro, se io le dico eternamente t'amerò, non è una dichiarazione d'amore, ma è... È una mia canzone che io scrissi ai tempi quando si faceva il rock, ecco perciò Venturini. E adesso rimanga di stucco perché ce l'abbiamo! Mamma mia! Disco d'oro del 71! Bellissimo! Io t'amerò e mai ti potrò scordare, sempre t'amerò, resterai per me il mio solo amore, eternamente vivrò di te.
la bocca il calore di te. Io t'amerò e mai ti potrò scordare, sempre t'amerò, resterai per me il mio solo amore, eternamente. Beh, ho cambiato il copione, sono 37 anni ed è 71. Fra poco festeggi il 40esimo. Sì. Alla fine della puntata festeggiamo il 40esimo. Beh, complimenti, fortissimo. Tra l'altro, ma io ho venduto un sacco di dischi. successone, disco d'oro del 71. Sì, con la Durium allora incidevo. Fu un exploit formidabile. Diciamo anche, ricordiamo che l'anno scorso lei ha ricevuto un Oscar alla carriera, tra i big premiati alla Kermesse Caprese e Capri Awards, a fianco di Franco Nero, Giulietta c'era Binoche. Whittaker, Willie Smith, è stata una cosa bellissima. E Loach, Giancarlo Giannini. Perché poi il patron Vice Domini, questo Capri Awards Festival, insomma, del cinema, è quasi è l'anticamera di Hollywood poi. Maestro, cosa pensa della nuova canzone napoletana? Ma se c'è una nuova canzone a me fa piacere. Io non ho capito bene una cosa. Napoli ha fatto sempre canzoni. C'è un periodo aureo della canzone napoletana che finisce con gli anni 50, poi abbiamo degli sprazzi ai festival. La nuova canzone, se tu vuoi parlare di neomelodici, e di che è una sciocchezza, perché significa neomelodia? La melodia è una, non è nuova né vecchia. Napoli, la melodia è eterna. Sentite, mandiamo un attimo le immagini del grande Enrico Caruso perché poi dobbiamo parlarne e poi insomma lui prima ne ha parlato con amore e dedizione. Vediamo un frammento del grande Enrico Caruso. Bella cosa, una giornata sola, un'aria serena, roba, una tempesta, l'aria fresca. Già la festa, che bella cosa una giornata Beh, il grande Caruso e io Fabrizio nel fuoriscena, non ve lo voglio fare in trasmissione perché non creare problemi, ti regalo un disco che la Sarra ha stampato, Venturini canta la Libero Bovio. E praticamente a te da forte la signora. Sì, e quindi sono 3 CD che ho portato per voi. Grazie di cuore. E quindi da questo CD di Bovio, Rita Forte ha scelto un brano, mi ha messo in po'. Mi piace assai. Mi piace assai. E poi come la canta lei, maestro mio. Lo so. Però a mezzogiorno, sai, i tenori dormono. Ma io mi sono svegliato alle 6 per fare... Ma lei è un tenore speciale. Speciale, sì. Prego. Sono a tutte le... È pronto? Maestro allora. Bruno Venturini. Più lontana ma stai, a più vicina ti sento, ma chissà sto momento tu che penso che fai. Tu mi senti vera, a non valena che dolce, non mi pesa sta croce, che trascina a battere. Ti chiamo, ti vedo, ti sento, ti sonno, e non ci penso che non, che sto occhio non può, più pace trovare. Cammino, ma non saccia dove. Io sto sempre imbriaco, ma non bevo mai vino. Ho già fatto nuvuto a Madonna da nevo, si mi passa sta freva.
oro e perlo alla te pensa, te chiamo, te vedo, te sento, te sono. E non ci penso che non questo occhio non buono che pace trovò. Bravo maestro! Bruno Venturini! Che onore per me! E questo applauso la ringrazia per la sua presenza. Grazie alla diretta dalla maestra Rita Forte. Accompagnata bene, per me è un onore, è un onore. Diciamo anche che grande, il maestro Venturini farà una tournée celebrativa della sua carriera e andrà anche in Australia. Certo, in Australia. A domani, a domani.